Pareggiamo 1-1 col Monza. Allora ragazzi, io vi chiedo subito, sono 2 punti persi o è un punto guadagnato? Ranieri si presenta a sfidare il Monza, ritorna alla difesa a 3 e un centrocampo a 4 e Viola confermatissimo alle spalle a fare di rifinitore alle spalle di Petagna e Luvumbo. E se Petagna e Luvumbo non sono, diciamo così, al 100%, non hanno fatto una grandissima partita, il migliore in campo il primo tempo non può che avere la faccia di Nicolas Viola, che lui dopo 10 minuti a impegnare con un gran tiro di Gregorio e tira addirittura da calcio d'angolo, lo troviamo a destra, lo troviamo a sinistra, insomma gli attacchi del Cagliari hanno costantemente il volto di Nicolas Viola, uno dei migliori in campo se non il migliore. E infatti su un suo calcio d'angolo c'è il colpo di testa di Goldaniga, andiamo in vantaggio con una deviazione di Gregorio e proprio Dossena sempre più leader, ragazzi, difensivo, giocatore straordinario che si riscopre anche con un animo da marcatore. 1-0 per noi, direi con un super Cagliari che non fa giocare il Monza, tranne che verso il 40esimo c'è un tiro di Birindelli dove Scuffet fa una grande parata. E è stata anche la partita di Simone Scuffet, dove sicuramente si aspettava forse qualcosina in più e oggi direi che è arrivato. Nel secondo tempo, forse dopo aver giocato un ottimo primo tempo, abbiamo speso forse troppe energie, forse ci abbassiamo un po' troppo e inizia a giocare il Monza, ragazzi. Il Monza è una squadra che non bisogna farla giocare, infatti purtroppo sull'ennesima palla inattiva prendiamo gol, Kyriakopoulos cross, Arziakos sbaglia la marcatura e c'è il pareggio di Maric. Cioè, nonostante la Ranieri cambia le carte in tavola, cambia totalmente l'attacco, inserisce Pavoletti, Oristanio e anche la Padula, ed è proprio su un asse tra di Azzi, un vero di Pavoletti, che la Padula la palla forse della vittoria e la palla che la spara alta. Era un pallone sicuramente difficile. Nel finale rischiamo addirittura la beffa, perché Maric c'è una deviazione, la palla che sbatte sulla traversa, sarebbe stata una bella beffa perché non meritavamo la sconfitta. Però c'è da dire, ragazzi, che forse se riuscivamo a essere gli stessi al primo tempo, questa era una partita che si poteva anche vincere, perché comunque giocavamo in casa e abbiamo dimostrato che comunque il calcio, sappiamo giocare a calcio, sappiamo mettere in difficoltà certe squadre. Che dire, ragazzi, sicuramente la strada è quella giusta, però bisogna cercare, ecco, di queste partite qua di portarle a casa, perché la strada alla salvezza è ancora lunga. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate nei commenti, mettete il like al video e ricordatevi, ragazzi, di seguirmi e sempre Forza Cagliari.